Mister Giovanni Stroppa, allora 4-2 in questo test contro le Dolomiti Bellunesi, al di là comunque del risultato, che indicazioni ha potuto trarre dalla sua squadra da questo test? Che come capita in questi periodi, gambe imballate, lavoro e come dico sempre l'importante è finire queste partite con, se possibile, nessun infortunato. Quindi è un occhio speciale a quelle che possono essere le condizioni fisiche dei ragazzi e soprattutto non farsi male. Questa settimana di allenamento com'è andata? Questa settimana che si è appena conclusa, voglio dire. Molto bene, molto bene. È un gruppo affiatato, i cosiddetti vecchi hanno inserito al meglio i nuovi acquisti e devo dire che c'è un bellissimo clima. Ecco, a proposito di nuovi acquisti, che impressione le hanno fatta ora che li ha potuti vedere nella sua squadra? Si devono ambientare, dopo 5 giorni di allenamento praticamente è ancora presto per fare dei giudizi, per dare dei giudizi, c'è tanto lavoro da fare e quindi testa bassa, cerchiamo di mettere dentro più idee possibili, soprattutto più trasparenti possibili e cerchiamo di crescere di allenamento in allenamento. Questi test, queste amichevoli estive si sa valgono soprattutto per fare anche un po' degli esperimenti in campo. Lei oggi che cosa ha voluto testare in particolare come ruoli dei singoli giocatori? Ma nulla di così sorprendente, ho cercato di mettere dentro gente nuova, gente che era già qua dalla stagione scorsa. Cercando di miscelare sia le caratteristiche che i ragazzi nuovi, vecchi, integrare al meglio, perché chiaramente l'obiettivo è quello di integrare al meglio quelli che sono appena arrivati. Ecco, visti i giocatori, viste le loro caratteristiche, almeno per quanto si è visto finora, il modulo resterà quello della stagione passata oppure potrebbe cambiare? Ma il nostro modulo è, diciamo che è abbastanza elastico, quindi c'è sicuramente un numero di partenza, cosa che piace a voi, e poi per il resto è tutto modificabile e quindi cercheremo al meglio di interpretare le due fasi. Questa è la cosa sicuramente fondamentale, fase offensiva, quindi quando avremo la palla e quando non ce l'avremo. Adesso prosegue il lavoro naturalmente, diceva che appunto ci sono delle cose da aggiustare, che cose in particolare, fermo restando che è appena iniziato insomma questo lavoro? Assolutamente, le cose da aggiustare sono migliorare una condizione fisica, migliorare il palleggio, diciamo che tutte le caratteristiche per incominciare ad essere una squadra che vuole qualcosa, che vuole andarsi a prendere qualcosa, tutte cose da migliorare, ma dopo una settimana di ritiro è normale. Che cosa invece le è piaciuto di più di questa partita, dell'atteggiamento dei ragazzi? L'atteggiamento, la voglia di fare, è una squadra che deve essere intraprendente, oggi l'ha mostrato nonostante le gambe pesanti. Ripeto, è lavoro dopo una settimana di lavoro, dopo una settimana che stiamo insieme, quindi bisogna avere pazienza. Ho la massima disponibilità da parte dei ragazzi, quindi c'è la possibilità di lavorare al meglio. È chiaro che non possiamo in questo momento soffermarci sulle cose, anzi, meno male che ci sono magari degli aspetti da poter migliorare, perché sarei assolutamente sorpreso che a questo punto della stagione fossimo già avanti. Questo mi riferisco più che altro ai nuovi arrivati. Indubbiamente. Questa settimana invece dove insisterà particolarmente per quanto riguarda il lavoro? C'è una progressione di lavoro, quindi siamo arrivati a uno step dopo questa partita, continueremo per un'altra settimana per arrivare al secondo step e alla prossima amichevole. Soltanto che parere si è fatto della Dolomiti Bellunesi dopo questa uscita e bella squadra, ho fatto i complimenti al mister. Dopo un anno che la... Sì, assolutamente, è stata una bellissima esperienza quella dell'anno scorso con Zanini e altrettanto quest'altra.
A questo punto della stagione è sempre difficile affrontare qualsiasi tipo di squadra, qualsiasi tipo di avversario, soprattutto anche in categorie diverse. Quindi benvengano le difficoltà e quindi rinnovo i complimenti agli avversari. Se la memoria non inganna, mister, l'anno scorso finì sempre 4-2, sempre con le Dolomiti Bellunesi, e poi si sa come andò per il Venezia. Non vinceremo lo scudetto. Ecco, lei è superstizioso, devo supporre. No, assolutamente no, non mi ricordavo neanche del risultato della scorsa stagione. Mi fa piacere che i ragazzi abbiano finito la partita senza infortuni importanti, questa è la cosa principale, al di là dei gol presi, gol fatti, poteva finire anche 0-0, l'importante è divertirsi, lavorare al meglio e quindi essere concentrati su quello che è il nostro percorso.